È tutto pronto per il rientro dei ragazzi degli istituti scolastici delle scuole superiori e il giorno sarà quello di lunedì, il ritorno in presenza a chi al 75%, chi al 50%, parliamo in questo caso della zona di Udine con però anche doppi turni. Noi non vogliamo soffermarci solo a questo dato, ne parleremo nella seconda parte della puntata, sentendo l'assessore comunale di Udine, Alessandro Ciani, per capire come verrà preparato il piano sicurezza per garantire il rientro dei ragazzi. Però prima vogliamo parlare anche della situazione epidemiologica, quella dei contagi, perché sono tanti quelli che si sono verificati anche negli asili, anche nelle scuole elementari e poi in quelle medie in questi giorni. Proprio nelle ultime 48 ore, l'avete sentito anche nel corso del nostro telegiornale, magari grazie anche alla regia mandiamo in onda una mappa che ci chiarisce quella situazione che si è creata proprio in queste 24 ore. Una scuola dell'infanzia, Paolini, che ha quasi 20 bambini contagiati, parliamo di una scuola dell'infanzia, che ha avuto anche delle ripercussioni in un'altra scuola elementare, ad essa collegata, poi c'è Tavagnacco, la scuola elementare di Colugna, poi la situazione una delle più gravi, quella di San Daniele, le scuole medie comunali, addirittura la situazione più clamorosa, dove si sono chiuse le scuole medie, e poi c'è anche quella di Gonars, con altre scuole medie comunali, dove si sono riscontrati numerosi contagi. Di questo vogliamo parlare con Giorgio Simon, già direttore dell'area clinica ed epidemiologica dell'Agenzia regionale alla salute. Eccolo, lo vedo già collegato. Buonasera, dottore. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Lei ha visto un po' questa tabella che adesso abbiamo mandato in onda, sì, giusto per cercare di capire un po' il perché di tutti questi contagi, secondo lei? Se si è fatto una ragione, è successo un po' tutto nelle ultime 24-48 ore, ecco nuovamente in onda. Mi sente? fino ad ora sì. il numero dei contagi e diciamo, i focolai all'interno delle scuole sono stati assolutamente limitati. Se guardiamo il dato italiano, meno del 3% circa di tutti i focolai, cioè un focolai vuol dire gruppi di persone che si sono contagiati l'una all'altra, sono avvenuti in quell'età e all'interno delle scuole. Sicuramente è una cosa che andrà approfondita per capire quanto sia avvenuto all'interno della scuola e quanto sia avvenuto all'esterno della scuola. Ci sono alcuni casi, ma non erano tanto da noi, ma in Inghilterra, in cui nel caso specifico la nuova variante inglese, ormai nota a tutti, pare sia un po' più contagiosa nei bambini rispetto agli altri, anche perché il contagio nei bambini delle scuole materne è una cosa abbastanza difficile. Di solito i casi sono molto pochi e quelli pochi sono poco contagiosi negli altri. Quindi credo che queste situazioni che sono state elencate, che sono avvenute nelle ultime 48 ore, meritino sicuramente un approfondimento che immagino farà il Dipartimento di Prevenzione, perché dati così importanti come numeri nella cronaca italiana, ma anche nel rapporto che ha fatto l'Istituto Superiore di Sanità sulla scuola, non ce ne sono. Ecco, però su questo, appunto, sui numeri però che erano secondo la Regione abbastanza elevate o incidevano, su cui si è dibattuta la Regione, è proprio per la chiusura delle scuole che c'è stata in questi giorni, nelle scuole superiori. Forse è stata una soluzione invece che non andava fatta, oppure secondo lei andava fatta questo tipo di... Allora, diciamo, le decisioni hanno sempre un aspetto tecnico e un aspetto di politica generale, nel senso che rispetto all'aspetto tecnico, quando l'epidemia corre tanto si tendono ad adottare le misure più restrittive. All'interno di queste ci sono anche le scuole e le scuole superiori. Diciamo, non ci sono... È una cosa difficile da studiare, capire quanto influisca o non influisca l'apertura delle scuole, perché nessuno fa solo quella misura, si mette il distanziamento, la mascherina, il lockdown in alcuni casi, quindi non si è mai riusciti a capire quanto influisca o no. Si sapeva per certo per l'influenza, si sapeva che per la diffusione dell'influenza la chiusura delle scuole è efficace, ma perché? Perché l'influenza gira molto attraverso i bambini.
mentre il Covid gira molto attraverso gli adulti. Quindi anche questa è una fonte di incertezza, insomma. Ecco, noi abbiamo sentito a questo proposito l'assessore vicepresidente della Regione Riccardi, le chiedo di ascoltare questa intervista. Certo. Siamo in compagnia del vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi. Lunedì i nostri ragazzi, quelli delle superiori, torneranno a scuola, però proprio in questi ultimi giorni ci sono stati dei casi, soprattutto nell'Udinese, di contagi all'interno delle scuole primarie e anche negli asili, forse più che in passato. Ecco, questo vi preoccupa in vista della ripresa scolastica? Che il contagio circoli mi pare evidente, però stiamo anche notando una curva che sta rallentando, questo è importante. È chiaro che ogni contagio preoccupa, però insomma, noi dobbiamo gradualmente cercare di riprendere il più possibile la vita normale, quindi abbiamo fatto questa scelta dove fortunatamente anche il TAR ha riconosciuto la bontà delle ragioni dell'ordinanza, quindi noi ci apprestiamo a ripartire col sistema scolastico alle condizioni che sono state stabilite. Il primo tema non è quello che succede dentro una scuola, il problema è che i giovani sono dei portatori inconsapevoli del virus, perché è inevitabile che sia così, perché questo riguarda tutti, ma la quota più importante riguarda i ragazzi dai 10 ai 20 anni, e quindi il problema è cosa succede prima e cosa succede soprattutto dopo la scuola in relazione alla pressione del sistema ospedaliero. Questa è la ragione per la quale però, insomma, noi confidiamo che questo andamento di recupero pur lento e graduale prosegua in maniera che si possa pensare a una struttura ospedaliera molto più alleggerita e di conseguenza alla capacità di ritornare, seppur gradualmente, ad una vita normale. Non avete notato quindi un aumento dell'incidenza per i più piccoli, ecco, fino ai 10 anni? Ecco, sono dei casi che sono familiari e poi si scoprono a scuola di fatto? Guardi, il tema, come dicevo prima, della possibilità di avere il virus e non saperlo di avere nei ragazzi esiste. Questo però fa fatto in un calcolo complessivo di quelle che sono le origini dei focolai, che sfortunatamente si sono ridotti nelle ultime settimane, però sono tutte catene non assimilabili a catene di trasmissione, quindi significa che la distribuzione si fa prevalentemente in famiglia. Ecco, si torna a scuola alle superiori dal lunedì al 50%, un messaggio da dare ai genitori: si riuscirà ad andare fino alla fine dell'anno scolastico? Ma guardi, riaprire le scuole col pensiero di poterle richiudere, questo sarebbe una sconfitta con tutti, molto dipenderà dal comportamento di ognuno di noi. Ultimo tema è quello dei vaccini, a che punto siamo, sia sul fronte Pfizer sia sul fronte Moderna o che altro? Abbiamo ricevuto una comunicazione dal commissario Arcuri ieri che ci dà un flusso, dimensione, un flusso di distribuzione dei vaccini per entrambe le compagnie dall'8 febbraio alla fine di febbraio. Questo direi attendendo che cosa potrà succedere la prima settimana, quindi la comunicazione delle dosi della prima settimana. Quello che vediamo è che anche grazie a un'impostazione prudente e graduale che noi abbiamo attivato saremo in grado di concludere tranquillamente tutta la parte legata alla prima fase. Cioè, abbiamo riaperto le agende sulle prime dosi, però questo riguarda le categorie di sanitari, sociosanitari e ospiti nelle case di riposo. È chiaro che adesso partire con gli over 80 è un obiettivo importante. Ricordo che nel nostro paese il 60% delle persone che sono mancate avevano più di 80 anni, quindi significherebbe riuscire, vaccinando tutti gli over 80, a dimezzare, più che dimezzare la mortalità. Questo è un obiettivo importante, però per fare questo ci sono due elementi che non possono essere messi in discussione, quindi il flusso delle dosi e la dimensione delle dosi, e in questa regione stiamo parlando di oltre 100.000 persone. Ecco, sulle dosi, sul numero di vaccini vi hanno dato anche un numero di quelli che sono in arrivo? Ci hanno dato un numero che alcune decine di migliaia che riguarderà febbraio, che sono totalmente insufficienti, se poi lo dividiamo anche per due, ad affrontare un obiettivo così importante. Eccoci tornati in onda.
Dottore, se riesce ancora a sentirmi, se è collegato, le volevo chiedere la prima parte di Riccardi quando diceva il problema è il prima e il dopo, no? Per i ragazzi. Sì. Forse come per ritenere che la scuola è sicura, però il problema è il comportamento dei ragazzi prima e dopo. A me viene in mente la questione degli autobus e quindi l'assembramento che si può creare. Su questo forse si è gestito un po' male, non parlo della regione ma in generale. Sì. Sì, ma allora diciamo le cose che sono sicure. I bambini più piccoli si infettano poco e trasmettono poco il virus per ragioni fisiologiche, sono anche pediatre, quindi quello è provato. I ragazzi delle superiori dei 10-19 anni si infettano come si infettano in generale il resto della popolazione, però appunto le cose certe sono che a scuola con il distanziamento e con le misure che si sono adottate, l'apertura delle finestre eccetera eccetera, dentro la scuola da ragazzo a ragazzo ci si infetta molto poco. Negli autobus, e questi sono studi di letteratura generale, se si adottano le misure, la mascherina, l'apertura delle porte, il numero limitato di persone che salgono e come ha iniziato per prima a fare la Toscana e credo che lo farà anche la nostra regione, qualche steward alla base delle partenze che tenga distanziati i ragazzi possono andare a scuola senza grandi problemi. Teniamo conto che c'è un altro dato certo purtroppo, questo è sicuro, mentre sulle infezioni nella scuola non si sa tanto, e sono i danni che la chiusura della scuola ha fatto e sta facendo e rischia di fare. I danni sono che ci sono molti ragazzi che sono rimasti indietro, c'è circa un 10% di ragazzi, sto parlando di un dato generale italiano, non un dato specifico per la regione, che non hanno la possibilità, non hanno un computer o non hanno la possibilità di un collegamento online, e ci sono dei ragazzi che praticamente, soprattutto nella chiusura totale, non sono andati a scuola, e c'è una quota importante, si stima intorno ai 20, 30, 40% a seconda degli studi, di ragazzi che soffrono di problemi psicologici in senso generale conseguenti al non andare a scuola. Allora questo dato è un dato certo, quindi si deve fare tutto perché questi ragazzi tornino a scuola, perché quella è la loro vita. Certo, non parliamo solo di salute fisica, dottore, giustamente lei parla anche di salute psicofisica e salute psicologica. A questo punto per i ragazzi è il maggior contraccolpo. Leggevo adesso che la Norvegia vuole chiudere le frontiere, anzi chiuderà prossimamente le frontiere proprio per evitare, lo leggo direttamente al Corriere della Sera, cito giusto la fonte, per evitare l'ingresso di nuove varianti del Covid, che secondo lei possono spaventare queste varianti. Ne parlava prima, che è da approfondire questo discorso anche per i bambini che sono rimasti contagiati. Queste varianti possono aggirare anche il vaccino, se ne è parlato tanto, secondo lei, dal suo punto di vista? Ma allora, fino ad ora le verifiche che sono state fatte sul campo dimostrano, quelle fatte fino ad ora, che queste varianti non aggirano il vaccino resta efficace perché fortuna, diciamo, ha uno spettro ampio di azione. Si sa che è più infettivo nelle classi di età più basse, quello inglese, e non si sa ancora bene esattamente le caratteristiche di quello del Brasile, esattamente come si sa che è piuttosto contagioso ma non ha grandi problemi rispetto al vaccino, nemmeno quello del Sudafrica. Questo è quello che si sa al momento, quindi dal punto di vista di sicurezza della vaccinazione starei tranquillo, ovviamente incrociando le dita eccetera rispetto a queste tre cose. Chiedo alla regia se posso andare avanti ancora per 2 minuti, poi di lanciare la pubblicità e lasciare anche dopo la parola ad Alessandro Ciani. E le chiedevo altre 2 cose. La prima, se ne è parlato tanto, peraltro anche nel Ministero della Salute c'è la voce del consulente Ricciardi che dice ogni volta continua a battere il discorso sul lockdown è necessario per un mese. È necessario secondo lei un nuovo lockdown che duri un mese, visto che questo è il periodo più critico, anche quello di febbraio e marzo, per le influenze in generale? Ma io direi che un dato generale di riduzione delle infezioni ci sta facendo ben sperare. Quello è il punto di vista di un illustre, importante infettivologo, ma la vita va conciliata con l'infettivologia, con la vita delle persone, eccetera. Quindi se rispettiamo bene tutto quello che dobbiamo fare, secondo me non farei assolutamente un lockdown, un'opinione personale, ma insomma questo è quello che ma è sempre un'opinione di una persona che è sul campo, insomma, come lei. L'altra cosa che le chiedo, si dice
o almeno si auspica anche da parte della Regione, che si ritorni in zona gialla adesso, dalla prossima settimana. E secondo lei è troppo prematuro? Zona arancione e rossa hanno portato bene fino adesso, anche se ovviamente bisogna pensare anche alla salute dell'economia, ovviamente, e bisogna avere il giusto equilibrio, ma la zona gialla può essere un nuovo, nella concezione della gente, un ritorno a liberi tutti e quindi a qualche problema che si può creare dopo? Ecco, allora, l'importante è non pensare liberi tutti, devo dire, confesso, insomma, tutti abbiamo festeggiato il poter ritrovarsi con gli amici da qualche parte, seppur con le mascherine, a distanza, all'aperto, eccetera, eccetera. Zona gialla non so se ci saremo ancora, perché abbiamo ancora gli ospedali, come diceva il vicepresidente, ancora molto sovraccarichi, e può essere che quella categoria di indicatori sia quella che ci rallenta un po' rispetto alla zona gialla, come il numero dei nuovi casi, che seppur in calo è ancora di importanza. Quindi non farei previsioni, mancano ancora alcuni giorni per capire esattamente. E ritorno al 50% delle scuole, veramente l'ultimissima domanda, della presenza al 50%, doppi turni, tutto può aiutare ad evitare? Sì, allora lo dico, i ragazzi devono andare a scuola, perché questo è un problema di salute dei ragazzi e di futuro dei ragazzi. Il 50% si gestisce, alcune scuole lo gestisce facendo i doppi turni, altri le gestiscono facendo metà giornate in presenza e metà non in presenza, altre facendo entrare metà classe una volta, metà quell'altra. Tutte misure utili, perché riduce la concentrazione delle persone. Qualsiasi sia la soluzione, comunque sono utili, ma a scuola, ripeto, è quasi impossibile infettarsi. Perfetto, grazie mille allora dottore, e le auguro buona serata. Buona serata. Andiamo in pubblicità, poi collegamento col Comune di Udine. Eccoci nuovamente collegati con Screenshot, mi raccomando potete mandare sempre messaggi 345 99 568 97 e peraltro ne sono arrivati alcuni sul tema di oggi, che è quello dell'incubo dei contagi che sono tornati non solo nel comune di Udine ma anche in tutta la provincia all'interno delle scuole che sono alla ripartenza per quanto riguarda gli istituti scolastici delle scuole superiori, con una presenza al 50% in doppi turni. Si è creato un po' di confusione, diciamo, ma già da quest'estate, e si è tornato di nuovamente a parlare dopo questo stop forzato di 2 mesi. Però adesso l'ora sembra arrivata, quella di lunedì, vediamo come ricominceranno appunto le scuole. Più che altro sentiamo come il Comune di Udine anche si è preparato per garantire la sicurezza di questi ragazzi. Siamo con l'assessore comunale Alessandro Ciani. Buonasera. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Ciani, prima di lei c'era in onda con noi Giorgio Simon, che è stato anche direttore dell'area clinica dell'Agenzia regionale della salute, il quale ha detto ai ragazzi l'importante è che tornino a scuola, al 50%, al 75%, quello che è, ma l'importante è che tornino a scuola in sicurezza, soprattutto nel prima e nel dopo, perché le scuole sono sicure e il prima deve essere magari gestito in maniera tale, magari con steward o polizia locale, che possa aiutarli, insomma, a essere incanalati anche attraverso questi autobus che sembrano un po' nel settore comune una zona di contagio. Come avete agito voi? Ma abbiamo iniziato a lavorare già da inizio dicembre, perché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 di dicembre poneva in capo alle prefetture il compito di istituire e presiedere dei tavoli di lavoro in cui partecipavano anche i rappresentanti dei comuni, i sindaci o assessori delegati, con tutti gli organi che dovevano occuparsi del ritorno a scuola in sicurezza. Quindi è già da inizio del mese di dicembre del 2020 che ci stiamo lavorando. In particolare fin da subito si è capito che per quanto riguarda la città di Udine l'inizio delle lezioni con un unico orario sarebbe stato molto difficile da gestire. Voi contate che a livello provinciale sono 32 gli istituti scolastici superiori, di cui più della metà all'interno della città di Udine, e quindi per tutta una serie di ragioni sarebbe stato molto rischioso l'inizio delle lezioni nello stesso orario, quindi
quindi si è optato, come diceva giustamente lei, per un ingresso scaglionato alle ore 8 e alle ore 10. L'attenzione che abbiamo posto in particolare noi a livello di competenze comunali, quindi per quanto riguarda il compito della polizia locale, è quello dei controlli, in particolare ovviamente prima dell'ingresso a scuola e dopo l'uscita dai plessi scolastici. Il prefetto fin da subito ha richiesto una collaborazione da parte delle polizie locali, il compito che abbiamo accettato ben volentieri. Abbiamo però ritenuto che fosse fondamentale l'aiuto della protezione civile, che come sempre per tutte le attività di questa emergenza non ha detto di no. Abbiamo richiesto però anche il supporto di altre associazioni di volontariato. Questa è stata in particolare con la scelta che abbiamo fatto a livello comunale, più che steward, le associazioni dei carabinieri, dei poliziotti, dei finanzieri in pensione, che si sono messi fin da subito a nostra disposizione, e quindi faremo dei controlli mirati nei luoghi più sensibili, quindi agli ingressi e alle uscite dalle scuole, ma anche in particolare in alcuni luoghi della città maggiormente delicati dal punto di vista dei trasporti. Penso alla stazione dei treni, alla stazione delle corriere, con l'ausilio di queste associazioni. Ovviamente l'obiettivo non è certamente quello di elevare sanzioni, ma è quello di prevenire i fenomeni di assembramenti per prevenire il contagio. Certamente però nel caso in cui dovessero verificarsi delle situazioni troppo delicate o troppo rischiose, gli agenti saranno anche costretti ad elevare sanzioni. Questo ovviamente non certo per fare cassa, non è questo l'obiettivo, ma l'obiettivo è quello di far ritornare a scuola i ragazzi, ma di farlo in sicurezza. Quindi vedremo insomma un numero nutrito di persone, oltre agli studenti che torneranno a scuola, comunque al 50%, però giornalmente ci sarà un numero nutrito di cordoni di sicurezza, chiamiamoli così, insomma, per garantire la sicurezza. Ecco, non siamo in uno stato militarizzato in questo momento, però comunque diciamo la possibilità attraverso i volontari, come lei ha citato, di dare garanzia ai ragazzi di poter andare tranquillamente a scuola mantenendo le distanze giuste, ecco, non creando gli assembramenti di cui ci eravamo abituati o abbiamo visto anche da altre parti. Sì, il segnale che abbiamo voluto lanciare proprio rivolgendoci al mondo del volontariato è stato proprio quello, cioè una funzione di prevenzione, non certo di repressione. Certo. È fondamentale, ecco, però che i ragazzi si rendano conto dell'importanza del momento. Questo è il grande tema, perché è giustissimo ed è importantissimo il ritorno a scuola dei ragazzi, ma una recrudescenza del contagio sarebbe veramente devastante, perché il momento è ancora molto delicato. Noi abbiamo condiviso la scelta del Presidente della Regione di rimandare di circa un mese la riapertura delle scuole. È fondamentale, ecco, però che ciascuno di questi ragazzi in coscienza si comporti correttamente, perché siamo assolutamente convinti che il momento più delicato non sia all'interno delle aule, ma sia nel momento precedente all'ingresso a scuola e nel momento successivo. Come ha detto anche nella precedente intervista il vicepresidente Riccardi, ma anche come ha detto Simon, il dottore che l'ha preceduto. Un altro tema delicato è quello degli interventi magari che sono stati effettuati nei locali in questi mesi, un po' per vedere se la situazione era tutta regolare, perché sappiamo che qualcuno magari ha cercato di aprire, non so se per fare il furbetto, per necessità, l'abbiamo lette di tutte insomma in questi mesi. Ovviamente è importante lavorare, perché ovviamente si vuole mantenere la famiglia e tutto, però se ci sono determinate regole bisogna stare in queste regole. Quante volte la polizia locale è intervenuta, per esempio, per garantire il rispetto delle regole in questi mesi? Ma io le do un dato che dimostra quanto i nostri imprenditori, in particolare nel settore della ristorazione e dei pubblici esercizi, abbiano rispettato le regole. La polizia locale ha effettuato quasi 6.500 controlli da 11 mesi a questa parte, perché oramai l'attività è cominciata a fine febbraio del 2020 e le sanzioni elevate nei confronti di ristoranti o pubblici esercizi sono state 16, quindi la percentuale è ovviamente bassissima. Io distinguerei tra i furbetti di inizio emergenza con questo fenomeno che si è invece
che è nato qualche settimana fa, di questa iniziativa Io Apro, che se da un lato ecco, io non mi sento di condividere, dall'altro però per qualche verso comprendo, nel senso che la difficoltà di questi imprenditori che di fatto non lavorano da quasi un anno è una difficoltà comprensibile, in quanto è giusto tenere chiusi i locali se non rispettano le regole. Io ritengo però che lavorare in sicurezza si possa, ma soprattutto se si tengono chiusi questi imprenditori devono essere ristorati da un punto di vista quantitativo in modo importante, ma soprattutto con tempi certi, e in questo il governo ha mancato, e ha mancato in modo notevole. Certo, come dicevamo prima, insomma, nella mia domanda c'è chi è magari il furbetto, lei l'ha detto insomma magari nella prima parte, e nella seconda parte ovviamente c'è la necessità anche di lavorare, perché dopo così tanto tempo, dopo un anno, 11 mesi come lei ha citato, ovviamente i soldi cominciano a scarseggiare. È ovvio che le proteste vanno sempre però fatte in maniera costruttiva. E per quanto riguarda i cittadini invece si sono comportati in maniera, diciamo, corretta secondo lei? Se da una parte i locali, lei ha detto, ci sono stati pochissimi, dall'altra parte i cittadini altrettanto si sono comportati in maniera corretta? Ma direi assolutamente sì, anche qui abbiamo dei numeri enormi di persone controllate, 15.900 circa, e 235 sanzioni, quindi anche qui la percentuale è davvero bassissima, considerando anche poi che ci sono state delle situazioni un po' particolari, delle manifestazioni di persone che non accettavano le regole imposte dal governo o dalla regione, e quindi facevano delle dimostrazioni. I numeri dei controlli sono elevatissimi, il numero di persone sanzionate sono molto molto basse, il che dimostra che i cittadini di Udine hanno capito l'importanza di rispettare le regole che ci sono state imposte per il contenimento del contagio. Oltretutto molto probabilmente, insomma, almeno stando così dalle voci, si dovrebbe tornare in zona gialla da domenica o lunedì, quello che è, insomma. Non so se la sente anche di fare un appello a questo punto, insomma, per i cittadini, perché come diceva anche Simon nella precedente intervista, non vuol dire questo essere liberi tutti, di nuovo, anche perché siamo in un periodo particolare, insomma, febbraio e marzo notoriamente famoso per l'influenza. Ma io penso che le persone abbiano capito l'importanza di rispettare queste regole, hanno dimostrato nella stragrande maggioranza dei casi di rispettarle, di essere persone corrette, quindi io appello nei confronti della cittadinanza, non mi sento di farne. Quello che invece auspico è che ci sia la possibilità per tantissimi imprenditori di ricominciare a lavorare in sicurezza, nel rispetto delle regole imposte dai vari DPCM, nel rispetto dei protocolli che sono allegati ai DPCM e che stabiliscono quali sono le norme, quali sono i limiti nell'attività dei ristoranti e dei bar. Però qui parliamo sempre di imprenditori, parliamo sempre di lavoratori, di persone che a fine del mese devono portare da mangiare alla loro famiglia. Il ritorno a una quasi normalità è assolutamente fondamentale. Perfetto, grazie mille Ciani per questo intervento e per la disponibilità. Grazie a voi. Bene, buona serata. Lo auguro ovviamente all'assessore Ciani, ma anche a voi. Ci vediamo domani, sempre con Screenshot 19:45. Arrivederci.